Ma adesso accogliamo qui su questa bella piazza il primo gruppo ospite. Loro vengono da Monastir. Facciamo un grande applauso per il gruppo folk Janas, che oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere una formazione ridotta, perché questo è uno dei gruppi più numerosi che abbiamo in Sardegna, ma per problemi tecnici lavorativi c'è una piccola rappresentanza che poi tanto piccola non è. Questa è una formazione che nasce 11 anni fa per portare le tradizioni di Monastir e far conoscere le tradizioni di Monastir. Oggi hanno deciso di indossare due tipologie di abito, il centro medio e il centro nobile. Stasera ci presenteranno un ballo tipico di piazza, quello che si faceva durante le nostre feste paesane. Suvio Rassu, accompagnate dalla fisarmonica di Claudio Marras, anche lui di Ola Tirso, quindi facciamo un applauso a Claudio, che oggi, oltre ad accompagnare i gruppi, è anche il nostro tecnico del suono, quindi un applauso doppio per Claudio.
Facciamogli un grande applauso al gruppo Janas e naturalmente questo gruppo ha un legame particolare con Ula Tirso perché 3 di queste bellissime donne sono nate e originarie di Ula Tirso: Maddalena, Giuseppina e Rita, che sono andate via una volta che hanno trovato insomma il marito, quindi si sono sposate a Monastir e oggi sono volute tornare con il loro abito tradizionale originario di Monastir. Quindi facciamole un grande applauso per questo ritorno in paese. Grazie di essere stati qui, grazie di cuore. E naturalmente un applauso a Claudio Marras, i popolari del Gardellì. Il gruppo folk di Gardellì nasce nel 1978 con lo scopo di tramandare e riproporre le musiche e i balli del proprio paese. I componenti sfilano e ballano con il costume tradizionale gardellinese e durante i balli vengono accompagnati dall'organetto diatonico o qualche volta con le melodie del canto a terre. Stasera ci presenteranno 2 balli tipici del paese, il primo su ballo in schina, il secondo ballo tres passos, accompagnati dall'organetto di Gabriele Solinas. Guardate che bello Gabriele, che imponenza! Facciamole un applauso a questo giovane organittista. E naturalmente, come da tradizione, vuole fare l'ingresso del proprio gruppo sulle note musicali. Con questa bella formazione numerosa facciamo un grande applauso per il gruppo folk Tradizioni Popolari.
Questo gruppo, come altri gruppi della provincia di Sassari, come potete vedere, sono accompagnati dal trio musicale, quindi chitarra, organetto e voce. Quindi per quello che vi chiediamo un minuto di attesa, perché i nostri tecnici adesso organizzano al meglio tutta la parte musicale. E allora vi presentiamo il trio musicale dalla bellissima voce di Leonardo Spina, alla chitarra Claudio Pes e all'organetto il maestro Giuseppe Cubettu.
San Giorgio di Usini. E sulle note della voce di Leonardo Spino come primo ballo, un ballo molto particolare. Si chiama Sarroio. Questo ballo veniva fatto le domeniche, le giornate di festa. La particolarità di questo ballo è che veniva il giorno prima, i maschietti andavano a casa delle donne per
coccolarle, invitarle ai balli che venivano fatti il giorno dopo. È un ballo che veniva fatto anche perché ai tempi non c'era la possibilità come oggi di trovare le donne con questa facilità, e quindi era un gesto nobile per convogliare a nozze, una cosa molto particolare che hanno solo loro a Villaurbana. Quindi facciamoli un grande applauso e ci gustiamo questo bellissimo Sarroglio.
Adesso continuiamo con i balli per la piazza. Naturalmente ricordiamo che dalle 21 ci sarà lo spettacolo con il gruppo A Ballare di Roberto Fadda e Emanuele Mazzoni, quindi i balli continuano fino a notte fonda. Tra pochino ci sarà l'apertura degli stand per la degustazione, ma vi invitiamo ad avvicinarvi allo stand per farvi vedere la produzione della pasta, come viene prodotta. Che non tocca che sto a rettare poi. Ringraziamo naturalmente la Pronodoli Latizio, facciamo un altro applauso alla Pronodoli Latizio, al Presidente Ottavio Camboni, a tutti i soci della Pronodoli, a tutti coloro che hanno collaborato, e con quest'ultima danza apriamo questa 21esima edizione della saga di Soscanesone.